Incidenti e caos nel Veneto orientale, 5 scontri in poche ore sul tratto maledetto della 4 tra Cessalto e San Stino, 2 feriti, appello ai governatori Zaia e Federica. A essere maledette sono anche le distrazioni. La strada mi ha strappato mio figlio Valentino, morto 3 anni fa. Così un ex soccorritore stradale della 4 e papà rimasto col vuoto della perdita del figlio. Concorso per operatori sociosanitari in Veneto, assunto solo il 40% dei lavoratori in graduatoria, meno del 30% in 5 aziende sanitarie, presidio della CGIL in regione. Annunciato da Prince Oulader il progetto di una nuova moschea a Mestre, l'ex falegnameria di Via Giustizia, al cimitero cristiano di Marghera, già ultimata la sezione dedicata alla sepoltura islamica. Esposto in procura contro il ticket d'accesso a Venezia, presentato oggi da Michele Boato, consigliere di municipalità di Mestre Carpenedo. I lavori di ristrutturazione alpertini riprenderanno se dal comune ci sarà lo sblocco dei fondi residui del PNRR, la risposta di Insula ai residenti dopo le proteste di sabato scorso. Quasi 600 firme contro il progetto di fattibilità per la riqualificazione del fronte del porto da San Basilio. Il comitato contro, il comune non ci può ignorare. Ma rimaniamo sulle strade del Veneto, in particolare su quelle del Veneto orientale, dove è stata una giornata terrificante. Fino a poco fa si contavano 5 incidenti sul tratto maledetto, se n'è aggiunto un altro, un sesto poco fa. Ma andiamo con ordine. I tempi si dilungano, non capiamo neanche i motivi, dovevano partire con le opere complementari dei viadotti e attualmente sono fermi. Questa cosa è estremamente preoccupante, soprattutto verso il periodo estivo. Non c'è più tempo sul tratto maledetto della 4, segnato in poche ore da 5 incidenti che solo per caso, qualcuno potrebbe dire miracolo, non hanno provocato vittime. I primi 2 verso le 8 tra San Stino e Cessalto, con diversi mezzi pesanti coinvolti, anche un camion che ha perso il carico di carta. Poco dopo le 10 il più grave all'altezza di Noventa di Piave, con un maxi tamponamento tra tir in direzione Trieste. 2 i feriti, sul posto anche l'elicottero di Treviso Emergenza. Imponente la mobilitazione con la chiusura per diverse ore del tratto verso Trieste, pesantissimo l'effetto domino sulla viabilità interna, tra San Donà di Piave e Cessalto, a cavallo tra Veneziano e Marca, il caos, così all'incrocio di Cassagra, dove la polizia locale ha deviato il traffico pesante. Alle 13, quarto incidente a Meolo, con un autista che non si è accorto della coda presegnalata dai pannelli e ha perso delle lastre di marmo. Anche qui tanta paura, ma nessun ferito. Copione simile dopo le 16 tra San Stino e il nodo di Portogruaro, con un ferito lieve, ed è da questo angolo di Veneto orientale, a ridosso con il Friuli, che parte un appello ai governatori Zaia e Federica. Io penso sempre che sia la Regione a dover coordinare questa sviluppo, no? È lei l'ente preposto e lei sono le 2 regioni proprietarie dell'ente gestore, pertanto che siano loro a muoversi verso questo tratto. Ad aggiungersi anche Paolo Bolla, titolare dello storico bar di Cassagra, proprio all'incrocio. È una vita che chiediamo che facciano sia la strada, sia le strade e sia l'autostrada. È l'unico tratto dove i lavori sono fermi. Hanno fatto da Sestino in avanti e qua non hanno fatto niente. Diventa un imbuto questa autostrada, diventa un tratto della morte purtroppo. E a proposito, vi dicevo dell'aggiornamento, c'è un sesto incidente, si è registrato poco prima delle 18:30 in A4 tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Anche questa volta ha coinvolto una corriera e un mezzo pesante. Ci sarebbero dei feriti sul posto, sono confluiti anche qui i mezzi di soccorso. Ma a essere maledetto non è solo il tratto della 4, ma anche le troppe distrazioni alla guida. A parlare Giacomino Polato, ex soccorritore stradale proprio in A4 tra Noventa e Trieste, ma anche papà di Valentino, morto quasi 3 anni fa a Caposile in un incidente stradale. Tanti dicono tratto maledetto, io non dico tratto maledetto, non voglio dire questa parola nei confronti. È un tratto dove la gente guida come in tanti altri e non è attenta.
c'è la distrazione. Giacomino Polato abita a Romanziol e conosce bene questo tratto di A4 tra Veneto e Friuli. Per 20 anni qui ha lavorato con l'Automobile Club, quando ancora il servizio era centralizzato. Dal suo mezzo per il soccorso stradale, nei decenni, Giacomino ne ha viste di tutti i colori. Prima dei cellulari c'era chi alla guida leggeva i giornali. Poi cosa è successo? Sono arrivate le prime televisioni. Poi ci mancherebbe altro di non vedere la partita mentre si guida il camion, la partita di calcio, importantissima quella. Poi le televisioni, cellulari, tablet e quant'altro. Quindi la gente ormai, invece che guidare, guarda gli uccellini, i passerotti, sono bellissimi da vedere, ma lasciamoli al loro posto e voi rimanete al vostro posto di guida con tutte le cose dovute dal codice della strada. A essere maledette quindi sono anche le distrazioni, come quella che 3 anni fa, era il 9 luglio 2021, forse è stata fatale a suo figlio Valentino, 32 anni appena, dipendente di una ditta di San Biagio di Callalta, l'incidente a Caposile. Mari ha spostato l'autoradio, la frequenza dell'autoradio o il climatizzatore, visto che era a luglio in caldo. Quel secondo che sposti l'occhio, ecco che già succede il patatrac, la distrazione. Purtroppo, mio malgrado, come dicevo sempre, non vorrei mai essere nei panni degli agenti della polizia stradale o carabinieri o chi per essi che andavano a suonare il campanello a casa per avvisare. Purtroppo quella mattina del 9 giugno del 2021, purtroppo alle 8 è successo a me. Dal dolore all'impegno con Aspasso Convale, realtà che raccoglie fondi per i figli delle vittime della strada. Anche Valentino era padre, il suo bimbo oggi ha 7 anni. Da papà, nonno, ex lavoratore del soccorso stradale, Giacomino si rivolge soprattutto ai giovani. Ragazzi, guidate con prudenza, come dicono tanti esperti. Tutti, lo dico in dialetto, tutti se beve la nostra bottiglia di birra o bottiglia di vino, ma uno a settimana si sacrifica, non beve e guida e porta a casa gli altri, tutto là. Non è un sacrificarsi, è un vivere tranquilli e divertirsi. Quindi prudenza, prudenza e prudenza, ragazzi. La vita è una sola, godetevela nel migliore dei modi finché riuscite, perché poi vedete cosa succede. I temi del lavoro e della sanità si incrociano nella protesta di questa mattina a Venezia, protagonisti gli OSS del Veneto. Mentre il 20 luglio scadranno le graduatorie per 253 posti di operatore sociosanitario, nelle ULSS del Veneto complessivamente finora è stato contattato solo il 40% degli idonei, 1677 su 4197. Anzi, nelle ULSS 2, 5, 6, 7 e 9, dice la CGIL, meno del 30%. Assumere subito è la richiesta che una delegazione della funzione pubblica della CGIL del Veneto ha portato assieme a un presidio in Campo Santomà a Palazzo Balbi, all'assessore alla sanità Lanzarin. Si è detto per 2 anni dopo il Covid che le persone non volevano più fare i concorsi, che non si trovavano le figure degli infermieri, dei medici, degli operatori sociosanitari. In questo caso abbiamo 4.000 operatori sociosanitari che hanno fatto il concorso, ne sono stati chiamati un 30%, nonostante un fabbisogno elevatissimo anche nelle aziende ULSS della nostra regione, e quindi abbiamo chiesto sostanzialmente 2 cose: di assumere queste persone e soprattutto di prorogare la graduatoria che scade a luglio. Perché si assume con questa lentezza? Noi sappiamo che stiamo parlando di un settore che è pesantemente sotto organico. Sì, c'è sempre un po' il solito un po' alibi, un po' verità, che è quello del tetto di spesa del personale, cioè le aziende, noi in Veneto spendiamo 3 miliardi e 100 milioni per il personale sanitario e quindi c'è sempre questo vincolo che frena un po' le assunzioni. Diciamo che è un po' vero, un po' no, nel senso che ancora spazi assunzionali li abbiamo e quindi noi abbiamo chiesto di sfruttarli tutti per assumere questo tipo di personale. La situazione non è uguale in tutto il Veneto. Nell'ULSS 1 e nell'azienda ospedaliera universitaria di Verona è stato chiamato oltre il 90% degli idonei in graduatoria. Altrove invece si patiscono carenze di organico. Fabio De Plano lavora a Treviso. Noi siamo 683 idonei e ad oggi ne sono stati chiamati solo 215 sull'ULSS 2 di Treviso. Tanti colleghi mollano perché non ce la si fa più a livello sia fisico che psicologico. Irene Pistolato è di Mestre ed è in attesa. Mancano pochi numeri, stiamo aspettando la chiamata che è molto a rilento, anche se c'è una grandissima richiesta di operatori infermieri e medici. Una moschea al posto dell'ex falegnameria, così in via della Giustizia a Mestre.
In via Giustizia a Mestre potrebbe sorgere una moschea. Dove? Proprio nell'ex falegnameria, luogo di rifugio per sbandati e tossicodipendenti che da anni rendono la vita impossibile a chi lavora e transita nella zona, anche per la presenza del drop-in. Mi sono arrivate delle proposte da alcune persone, io ho ben accolto queste proposte, sono venuto a vedere questo posto e potrebbe essere una soluzione sia per le persone che vogliono avere un posto di culto, sia per tanti italiani che comunque molto spesso vedo che si lamentano perché in zona Intiasparo, comunque a Mestre, ci sono tanti bengalesi che si radunano. Questo potrebbe essere una soluzione anche per le donne che si vedono, magari facciamo dei laboratori, magari facciamo dei corsi, facciamo delle cose per farli in modo da viverli una vita, diciamo, dignitosa. Io sono sempre stato contrario ai luoghi di culto sotto i condomini, dentro un garage, dentro i capannoni, perché non dà dignità alla persona, perché chi va a pregare cerca un contatto con Dio e vuole stare tranquillo, quindi avere un posto dignitoso, bello, dove andare a passare del momento di tranquillità, ma è una cosa secondo me che ogni persona deve avere diritto. In questo modo il vantaggio sarebbe doppio, un luogo di aggregazione in più per la comunità bengalese e la riqualificazione della zona, ma evidenzia Aulader dipenderà molto dal comune. Io colgo l'occasione per chiedere alle istituzioni che comunque ci diano una mano se è possibile. Non chiediamo soldi, non chiediamo niente, chiediamo solo le autorizzazioni, le cose scritte, perché se dobbiamo investire dei milioni vogliamo avere la certezza che questo posto sia un posto stabile e tranquillo. Un'idea colta favorevolmente anche dal titolare della carrozzeria che da anni denuncia la situazione chiedendo un intervento. Parlando con lui ha una bella idea, qua bisogna essere presenti giorno e notte, bisogna veramente, se si fanno delle cose per disincentivare tutte queste cose strane che succedono durante il giorno, durante la notte, io sono ben favorevole e sono disposto anche a collaborare. Il Papa ha detto che ci dobbiamo rispettare, dobbiamo essere, la vita è una solo, dobbiamo volersi bene, non dobbiamo farci la guerra, dobbiamo volersi bene. E poi un ulteriore appello al comune. Penso che voglia risolvere, penso che sia il momento di farlo, che sia il momento di dare una dignità a chi lavora in via Giustizia, a chi ci vive da anni. Ed è stata terminata l'area dedicata alla sepoltura islamica nel cimitero di Marghera. Ieri mattina si è anche svolta la cerimonia di sepoltura di una bimba. La comunità ha fatto sapere che lo spazio è praticamente esaurito e ci sono solo altri 3 posti liberi, un problema sentito e urgente per i fedeli musulmani nella città di Venezia. Esposto in procura contro il ticket d'accesso a Venezia, presentato oggi da Michele Boato, consigliere di municipalità di Mestre Carpenedo, l'esposto in particolare si concentra sull'obbligo di dichiarare i propri dati sensibili, dati personali, cioè le proprie generalità, la propria abitazione, il motivo della propria presenza a Venezia, tra cui visite sanitarie, visite al carcere e così per le generalità degli amici invitati. Si apre così un nuovo fronte, si parla di violazione della privacy. E noi ritorniamo in terraferma a Mestre, al quartiere Pertini, perché ci sono degli aggiornamenti dopo la manifestazione di protesta della scorsa settimana. Nessuna discriminazione tra i residenti del Pertini di Mestre, l'interruzione per i lavori di riqualificazione energetica dovuta allo stop del governo dal 30 marzo scorso alla cessione del credito del superbonus. Così oggi insula per voce del suo presidente Fabio Raschillà, dopo le proteste dei residenti di sabato scorso. Poi la legge è cambiata, altrimenti le avremmo fatte per tutte le case del comune di Venezia. La legge è cambiata, non abbiamo potuto fare tutti gli interventi che volevamo e ci siamo dovuti fermare. Per proseguire i lavori si attende l'arrivo di fondi da un finanziamento diverso, spiega sempre Raschillà. Il Comune e Insula stanno lavorando affinché possano essere trovati questi fondi. Siamo molto fiduciosi che alcuni fondi residui del PNRR possano essere diciamo una buona partenza per altri ulteriori lavori di riqualificazione, ma dobbiamo attendere, dobbiamo capire quali sono e quali saranno e soprattutto di che cifra si parla. Lo sblocco dei fondi PNRR in gestione al Comune non soltanto per gli alloggi popolari del quartiere Pertini, ma anche per altre strutture sempre in capo ad Insula, come quelle di Spinea.
Gli studi di fattibilità dei lavori li abbiamo e quindi nel caso in cui il Comune di Venezia sia in grado di fornirci nuovi fondi, noi partiremo subito con i lavori. Con Ilaria Marchiori vi raccontiamo di un'altra protesta. 565 firme, quasi il doppio delle 300 necessarie per presentare la petizione al Consiglio Comunale di Venezia. Il comitato Waterfront, che contesta il progetto di fattibilità dell'autorità portuale per la riqualificazione del fronte del porto che da San Basilio arriva a Sant'Andrea, ha così raggiunto il suo primo obiettivo. Abbiamo ottenuto quasi il doppio delle firme necessarie, quindi rispetto alle 300 che sono necessarie per presentare la petizione ne abbiamo ricevuta quasi 600. Abbiamo avuto molto riscontro quindi dai cittadini, siano essi veneziani siano residenti invece in terraferma, ci supportano, credono nella nostra determinazione e soprattutto hanno capito che stiamo lavorando bene e questo ci fa veramente molto piacere. Un messaggio che il Comune non può ignorare. Un messaggio che il Comune non deve ignorare prima di tutto, perché questo documento preliminare di progettazione tanto voluto dall'autorità portuale vogliamo sapere se sia condiviso dal Comune, perché siamo molto preoccupati per certi aspetti di questo documento preliminare. Vogliamo sapere se il Comune condivide questo progetto anche in relazione alla nuova volumetria che il documento preliminare ha in progetto. Riteniamo infatti che l'autorità portuale non possa costruire nuovi edifici se questi non sono deputati all'attività portuale, che peraltro ad oggi è anche abbastanza ridotta. Ma soprattutto i posti auto. I posti auto non possono essere tolti. Ci hanno promesso 1000 posti auto in più, ma non sanno né dove né come li faranno. Entro 2 mesi la petizione dovrà essere discussa in Consiglio e tra poco più di un mese dovrebbe essere ultimata anche la progettazione commissionata dal porto. Vi lascio al meteo, buona serata. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. 1 maggio con tempo instabile, torna infatti la pioggia portata da una perturbazione atlantica. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto inizialmente avremo qualche parentesi asciutta, poi col passare delle ore nuvolosità in aumento, rovesci dal pomeriggio un po' ovunque, anche intensi. Temperature in lieve calo, minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 20 e 23 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino più sole, poi dalle ore pomeridiane molte nubi e precipitazioni via via più diffuse. Temperature minime sui 13-14 gradi, massime intorno ai 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancheranno tratti soleggiati, poi graduale aumento della probabilità di precipitazioni. Temperature minime sugli 11-12 gradi, massime intorno ai 24. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.